Davvero grazie. Vedete, una serata ricca di colori, di suoni. E adesso accorpiamo dei suoni. L'organetto davvero è un'orchestra che al suo interno può produrre magia. E poi ci sono le launetas, questo antico strumento sardo, millenario, che mi piace immaginare così, laddove c'era poco rumore, ecco, questo mare di silenzio è stato infranto da questa melodia così ricca, così raffinata, che ci appartiene, uno strumento fatto di sole tre canne, un materiale così fragile che ha attraversato il tempo, che lo ha combattuto, che ha resistito ed è arrivato fino a noi. Ed è bellissimo questo strumento, perché tre canne, il musicista, l'artista ci soffia dentro e quell'aria che cattura diventa all'improvviso musica, diventa poesia. E allora io sono contento stasera di portare su questo palco due dei musicisti più apprezzati e più affermati in Sardegna. Un applauso per Peppino Bande e un applauso per Roberto Tangiani. L'organetto e le launetas, quando gli strumenti si sposano, creano qualcosa di insolito e di bello, e questo è quello che accadrà. Buona Sardegna a tutti!
c'è un affiatamento totale, andiamo un po' avanti, perché insomma ci sono anche le luci che così registrano meglio. Che dirvi, questa è una Sardegna che si porta dentro un po' del suo passato, ma guarda molto in avanti, verso un futuro fatto di talento, e noi per fortuna abbiamo questi talenti, siamo orgogliosi anche tanto di varcare il mare e portarli insomma all'ascolto come questa sera. Allora, strumenti caldi, io ho detto a Leonarda e ad Alessandro di accennare anche in una chiave un po' più arrangiata, moderna, un ballo sardo sulla vostra musica. Mi sembra il momento giusto di farlo. Siete d'accordo? Peppino Banze e Roberto Tangiani.
Grazie davvero a tutti e quattro. Poi nel finale ci vediamo tutti insieme per le presentazioni. A voi due devo anche portare i complimenti musicali di un grande artista e fra un po' penso ve li farà lui pubblicamente. Intanto un applauso a tutti e quattro. Grazie. Abbiamo parlato di queste alternanze, quasi delle commissioni, no? La voglia di passare un po' il desiderio di esserci dentro questo appuntamento organizzato a Livorno da amici che ruotano intorno a questa associazione culturale che è Circolo, che è soprattutto volontà, ecco, di tenere questo filo unito alla Sardegna che sta là, ma che in realtà si porta sempre un po' dentro. È stato vedere questo fiume d'amore che è arrivato da ogni donna e siamo qua anche per dirvi grazie.